Sì, allora buongiorno a tutti e eccoci di nuovo ai nostri consueti incontri del martedì. Questo, se non sbaglio, è il quarto e penultimo incontro della serie. Prima poi, ovviamente poi seguirà, diciamo, l'incontro con le tutor. Sono molto contento di presentarvi qui oggi per la prima delle due conferenze del pomeriggio. Il dottor Andrea Verri, che insegna in un istituto secondario di secondo grado, appunto qui della provincia di Venezia, ma diciamo ha alle sue spalle anche una diciamo, carriera di studioso di letteratura italiana contemporanea, nonché di linguista, mi diceva, almeno come formazione primaria. Quindi diciamo coniuga bene i diversi aspetti di questo corso, inventare e argomentare, sia per la parte appunto più propriamente di analisi del testo, analisi linguistica, sia per quella invece letteraria, a cui è dedicato il suo intervento di oggi. Quindi gli lascio senz'altro la parola e basta. E no, scusate, ecco, no, perché tutto questo l'ho fatto avendo, diciamo, in mano il bel libro appena pubblicato appunto del dottor Verri su Sciascia, per la giustizia in terra, Leonardo Sciascia, Manzoni, Belli e Verga, con una prefazione della collega Ricciarda Ricorda, appunto, e credo che la lezione di oggi verterà almeno in parte anche su Sciascia. Bene. Grazie per avermi invitato a parlare. Allora, dunque, la lezione di oggi tratterà, diciamo, avrà a che fare con Sciascia, ma diciamo vuole essere una lezione appunto di didattica. In realtà non mi occuperò, diciamo, dell'aspetto, diciamo, più scientifico, quanto piuttosto di quello disciplinare, diciamo, ma di quello didattico, almeno ci provo, insomma. Allora, la lezione di oggi vuole presentare degli esempi su come per lavorare su un testo unico, quello che una volta almeno si chiamava modulo opera, diciamo. La scelta è quella di innanzitutto perché è un modulo opera. L'idea è quella appunto di abituare, l'obiettivo sarebbe quello di spingere gli alunni alla lettura, appassionarli, fargli vedere di fatto la possibilità dello strumento della letteratura come mezzo di riflessione sulla realtà. Tutto questo ambiziosissimo obiettivo riesce meglio con lavorando su un'opera intera, ovviamente, perché permette di riflettere in maniera più globale, più complessiva su un'opera. Per questo obiettivo, diciamo, la scelta del testo diventa fondamentale, immaginando una serie di lezioni che si rivolgono alla terza media, ad una terza classe. Bisogna, insomma, avere delle accortezze che ovviamente, insomma, sono innanzitutto il tipo di testo, la lingua che usa il testo, diciamo le conoscenze enciclopediche che richiede il testo e anche la lunghezza del testo. Il testo sul quale farò vedere questa attività è un testo breve, il che ovviamente permette di lavorare più agevolmente, insomma, ecco. Di fatto è un racconto più che un romanzo, è molto breve, è una storia semplice di Sciascia. Ovviamente è un testo di fatto di fine anni '80, quindi tutto sommato ambientato in quel periodo lì, per cui dal punto di vista delle conoscenze enciclopediche non è diciamo particolarmente difficile, nel senso che una volta era molto frequente alle scuole medie far leggere il Giorno della Civetta, per esempio. A me, sinceramente, ho conosciuto un insegnante, che tra l'altro è una studiosa di Sciascia, che insegna alle scuole medie, che mi ha detto che quest'anno l'avrebbe fatto leggere. Secondo me è un po' più facile da certi punti di vista una storia semplice, perché il Giorno della Civetta, secondo me, per
dei ragazzini delle scuole medie, non dico che sia come leggere un testo che sia ambientato in età medievale, ma di fatto la distanza è oggettivamente, secondo me, abissale, anche se a noi sembra non così alta, anche solo dal punto di vista linguistico, perché è un testo poi che, come dire, per certi versi ha anche a che fare con il dialetto siciliano e quindi ovviamente se siamo in Sicilia diventa forse anche più fattibile. La lingua di Una storia semplice da questo punto di vista è meno influenzata anche dal dialetto e quindi tutto sommato è secondo me più abbordabile. Il tipo di lavoro che proporrò sostanzialmente sono delle richieste, partono da richieste abbastanza semplici, sostanzialmente di comprensione del testo anche a livello lessicale, e l'obiettivo è quello, da questo livello minimo sostanzialmente, di andare appunto a fare domande sul senso generale del testo e a provare anche a fare testi di tipo argomentativo. Quindi a partire da un testo letterario provare a fare una serie di attività molto varie, il che ovviamente di per sé dovrebbe poi, appunto, l'idea sarebbe quella di avvicinare all'idea della letteratura come strumento di riflessione sulla realtà e quindi inevitabilmente anche di, come dire, di far sì che gli studenti facciano proprio anche il testo e si rendano conto in un qualche modo che parla di cose che riguardano anche loro. Da questo punto di vista la scelta del testo dal punto di vista delle tematiche è importante anche questo. È un testo che in realtà ha a che fare con un discorso sulla giustizia, sul rapporto tra i cittadini e le istituzioni e quindi sul senso della giustizia fondamentalmente. E queste cose che di per sé, questi argomenti che sembrano piuttosto lontani, ma in realtà insomma io penso che il senso della giustizia sia qualcosa di abbastanza comprensibile per qualsiasi persona, anche se molto giovane, insomma, ecco. L'altro gruppo l'altra possibilità che si sfrutterà è quello del genere. Si tratta di un romanzo giallo, in realtà atipico. Si potrebbe far rientrare dentro la categoria del cosiddetto giallo problematico, insomma, quindi un filone che ha un suo importante sviluppo nella letteratura europea, Dürrenmatt, Glauser, questo da un lato, diciamo che come romanzo problematico, giallo problematico, questo romanzo appunto non finisce, rimane aperto. Da un lato potrebbe, diciamo, deludere un po' il lettore di gialli tradizionali e il lettore tradizionale del giallo. Dall'altro, però, proprio perché ha un finale aperto, in realtà vorrà essere un invito alla discussione e quindi verrà sfruttato ai fini, diciamo, certamente argomentativi, diciamo. Ovviamente, appunto, poi e verrà d'altra parte, diciamo che il romanzo giallo si presta anche all'immedesimazione. Si instaura nel romanzo giallo di un certo tipo una specie di gara tra il lettore e l'autore, nel momento in cui lo scrittore dissemina indizi e c'è una gara tra il lettore e lo scrittore a chi indovina sostanzialmente prima. Questa struttura può essere utilizzata appunto attraverso gli indizi proprio per coinvolgere il lettore nella lettura e nel nostro caso coinvolgono nella lettura attraverso alcune attività che lo facciano immedesimare l'investigatore di fatto. D'altra parte un romanzo, e qui di fatto la possibilità appunto, quindi la scelta di questo testo presenta appunto questa possibilità della discussione di fatto. D'altra parte però potrebbe un po' deludere il lettore nel momento in cui il lettore tradizionale non trova la soluzione, o meglio la trova, ma non
cioè viene solo parzialmente abbozzata e comunque rimane occultata. Ma questo, diciamo, è anche il lato positivo, perché che ci permette di lavorare sulla tematica appunto della giustizia. Se poi avanza tempo vorrei fare un accenno ad un possibile confronto tra questo romanzo e I Promessi Sposi, per una tematica che ha a che fare anche qui con la giustizia, che è tipica sciasciana, nel senso che è qualcosa che ha, diciamo, non è una cosa che mi sono inventato, cioè è proprio, diciamo che è diciamo così, filologicamente, scientificamente motivata, nel senso che non è un mio accostamento del testo, del quale ci occuperemo a Manzoni, ma è proprio Sciascia stesso che ci permette di fare questo accostamento. Che così potrebbe essere un tentativo, qualora un insegnante di terza media volesse leggere I Promessi Sposi, un tentativo per agganciare una lettura, insomma, o iniziare una lettura di un brano. Questo, diciamo, come introduzione. Io adesso inizierei. Allora, le domande. Allora, ho selezionato, in realtà le attività sono su 3 brani. Sono 3 brani, il primo, li avevo messi anche 3 materiali. Il primo brano è proprio il primo capitolo. Il secondo brano riguarda di fatto l'avventura dell'uomo della Volvo, cioè di questo testimone che di fatto finisce suo malgrado in carcere, di fatto. E l'ultimo brano è, diciamo, è sulla soluzione, su ciò che si decide di fare della verità, cioè l'occultamento della verità, e sull'occultamento della verità sia da parte delle istituzioni sia da parte appunto dell'uomo della Volvo, che scoprirà la verità ma deciderà di non dirla per evitare dei problemi. L'ultima parte degli esercizi che vi proporrò sono altri 2 gruppi sostanzialmente. Uno appunto è una rilettura. Si immagina, finito di leggere il romanzo, di ritornare sul primo capitolo e di fare delle altre domande per far rinvenire di fatto gli indizi che lo scrittore aveva disseminato nel primo capitolo e che ci sono, ma che si possono di fatto pienamente cogliere solo dopo essere arrivati alla fine. Questo non al di là del genere giallo, che è comunque interessante, e del coinvolgimento, ci serve soprattutto cioè questa sarebbe la mia idea, indirizzare alla rilettura del testo, che tanto sapete che è una cosa che i nostri alunni tendono a non fare, anche quando leggono proprio la prima volta, anche se non capiscono, leggono una cosa per l'altra, vanno avanti. E quindi l'idea è appunto quella di invitare a questa pratica, quella della rilettura. L'ultima parte degli esercizi invece ha a che fare, diciamo, col confronto, col passaggio di mezzo sostanzialmente. L'idea è quella di andare a vedere come è stato trasposto in film il romanzo, per vedere alcune differenze sul mezzo, ma anche per chiedere appunto agli studenti di riflettere sul rapporto tra l'immagine e il testo scritto. Allora, il capitolo iniziale iniziale arriva una telefonata di un signore che si chiama Roccella, che è un proprietario di una villa in città e di un villino in campagna, che sta lontano dal paese da molti anni e telefona sostanzialmente dicendo che c'è urgenza e ha bisogno di chiamare, di parlare col questore. Siamo in un giorno di festa, viene sostanzialmente trattato come qualcuno di non affidabile, riceve la telefonata prima il telefonista, poi il brigadiere, che è il brigadiere Lagandara, che è di fatto il protagonista del romanzo, e il brigadiere Lagandara viene invitato dal questore, che poi scopriremo essere coinvolto negli atti criminali, a non andare perché gli dice sarà uno scherzo. La prima domanda che volevo porvi appunto su questo testo è la numero 9, la metto qui come 9 semplicemente perché quelle prima adesso vi spiegherò.
Allora, immagina di essere il brigadiere La Gandara, che è uscito il commissario poi se ne va e dice di non cercarlo, chiaramente perché probabilmente andrà ad uccidere la persona che ha telefonato. Immagina di essere il brigadiere La Gandara, che è uscito il commissario, ripensa a ciò che è appena accaduto e si convince che sarebbe meglio andare a controllare. Da quanto viene detto nel primo capitolo su Roccella, che è l'ambasciatore che ha chiamato, sulla sua telefonata col telefonista e col brigadiere, sulle circostanze in cui viene fatta, quali informazioni, quali parole usate dallo scrittore potrebbero convincerti ad andare a controllare, potrebbero farti pensare che non si tratta di uno scherzo. Allora, chiaro, questa domanda cosa vuole fare sostanzialmente? Vuole invitare l'alunno, l'alunna a riguardare il testo, a trovare quei dati che sono indizi favorevoli a pensare che sarebbe meglio andare a controllare quello che ha chiesto il signore Roccella, che era al telefono. Appunto, l'idea qual è? Quella di far immedesimare l'alunno e fargli rinvenire quegli indizi e di fatto scrivere un testo nel quale al termine del quale si ritiene di dover andare sostanzialmente a fare il controllo. Allora, velocemente, quali sono questi indizi? Innanzitutto, alcuni elementi linguistici. Le domande che ho messo sopra servono appunto in realtà a trovare questi dati. Quindi in realtà l'idea sarebbe quella di fare prima queste domande e poi arrivare alla domanda che ho numerato come numero 9, che è quella che ci interessa di più. Su che cosa ci si riassumo brevemente. Viene osservato dal narratore che la voce di chi parla al telefono, di Roccella, è educata, calma, suadente. Allora, chiaro, vabbè, la domanda vuole approfondire il lessico, come vi ho detto si parte da elementi base, molto dalla parte più, proprio dalle parole, dal lessico. Qui si rifletta anche sull'ordine degli aggettivi, in realtà questo è un elemento, cioè se è uno scherzo, è vero che questo potrebbe essere uno scherzo, però parla una persona con una voce educata, calma, suadente, per cui l'ipotesi è che tutto sommato gli si potrebbe credere a questa persona che parla in questa maniera qui. Questa persona chiede di parlare col questore. Allora, qui ho chiesto chi è il questore, ovvio, qui dobbiamo recuperare, non è assolutamente detto che i nostri alunni sappiano chi è un questore, anzi probabilmente non lo sanno. Perché ci interessa? Perché questo è un altro dato. Questa persona chiede di parlare col questore e quindi vuol dire che la cosa almeno è seria, se chiede di parlare col questore. Il brigadiere sostanzialmente lo tratta bene, in realtà appunto però lo avvisa che probabilmente non andranno lì velocemente, infatti dice lo avvisa sulla prestezza dell'intervento. Vabbè, mi sono focalizzato su questo termine perché ci interessa come il brigadiere di quelli che ricevono la telefonata è l'unico che gli dà un attimo di attenzione sostanzialmente. Invece l'altra domanda, come il telefonista tratta Roccella, perché il telefonista lo tratta come un matto, di nuovo come il brigadiere tratta il telefonista sostanzialmente, e invece appunto come il commissario tratta la richiesta d'aiuto di Roccella, appunto dice che è uno scherzo. In realtà qui la cosa è interessante perché bisognerebbe riflettere su questo è degli indizi, quello come dire meno immediato, ma se ci pensiamo, se è vero quello che dice il questore, che sostanzialmente Roccella è da anni che non si fa vedere, e lo stesso brigadiere non ha idea di chi sia Roccella, ma lo sa il questore, non si capisce perché dovrebbero fare uno scherzo su Roccella, cioè diventa veramente difficile immaginare questa cosa. Questo degli indizi in realtà, come dire, è quello più difficile, che più difficilmente probabilmente è perché richiede un minimo di maggior riflessione. La domanda numero 7, Roccella con chi aveva chiesto di parlare, e qui ritorniamo al discorso del questore. Se chiede di parlare col questore vuol dire che era importante. Secondo te perché da ciò che dice Roccella deve parlare di qualcosa di importante o no?
considera l'avverbio nella prima battuta del brigadiere. Il brigadiere dice, quando riassume la telefonata al commissario, dice un tale che dice ha da farci vedere urgentemente una cosa che si è trovato in casa. In realtà appunto l'uso dell'avverbio è sintomatico, cioè chi parla dice che è una cosa urgente, in realtà perché parla con voce calma, educata e suadente, poiché è un po' strano che si tratti di uno scherzo, poiché chiede di parlare col questore, o è uno scherzo molto ben architettato oppure non è uno scherzo sostanzialmente. L'ultima domanda che ho fatto in realtà preparatoria alla nona è questa qua: dal momento che questo romanzo è un giallo, cosa dobbiamo aspettarci di trovare più avanti nella lettura? Questa in realtà l'ho fatta perché innesca uno dei meccanismi tipici della lettura, che è l'anticipazione, che è fondamentale per la comprensione. È uno dei nostri obiettivi fondamentali, che i nostri studenti siano in grado prima o poi di porsi delle domande sul testo, perché così inizieranno ad avere un controllo sulla comprensione. Bene, queste erano le prime domande, poi veniamo al secondo passo. Il secondo passo che ho scelto in realtà vuole come dire, iniziare a far emergere il tema sostanzialmente del romanzo, cioè la giustizia, la responsabilità del cittadino, il rapporto tra cittadino e istituzioni. Ovviamente io qui l'ho scritto in una maniera che sembra, come dire, un po' difficile, ma è ovvio che non è una cosa che noi dobbiamo dire ai nostri studenti, è una cosa che deve, insomma, sulla quale dobbiamo riflettere, non è detto che dobbiamo per forza poi arrivare a queste parole. Allora, l'uomo delle Volvo praticamente è un testimone involontario, finisce per caso, è un rappresentante di farmaci, finisce per caso nella stazione ferroviaria perché deve dare un avviso. C'è un treno che è rimasto fermo, in realtà il treno è rimasto fermo perché il capostazione è stato ucciso anche il manovale, sono stati uccisi, poi scopriremo perché sono coinvolti in tutti questi malaffari. In realtà l'uomo della Volvo trova due persone che crede il capostazione e il manovale, in realtà sono travestiti da capostazione e manovale, stanno arrotolando un quadro che è stato rubato e che Roccella ha trovato in casa sua, e se ne va via convinto di aver avvisato il capostazione. In realtà poi scopre alla radio appunto che capostazione e manovale sono stati uccisi, decide di andare alla locale in questura sostanzialmente per testimoniare, perché scopre alla radio che lo cercano. Già qui, diciamo, questo è il primo punto fondamentale della tematica. L'uomo della Volvo non vorrebbe andarci, non ha piacere, ma in realtà ci va perché è costretto, perché capisce che prima o poi lo beccano, e quindi ci va. In realtà appunto anche qui partiamo, come dire, dall'osservazione del dato minimo, nel senso che quello su cui vogliamo che appunto gli alunni prestino attenzione sono proprio inizialmente le parole. Dice proprio il testo: andrò dunque in questura, l'uomo della Volvo, di malavoglia e con apprensione, ma, come fu scritto nell'incipit del verbale, spontaneamente. Gli avverbi qui sono di nuovo sono pregnanti, nel senso che ci danno proprio la misura della distanza tra l'uomo della Volvo e, diciamo, la sua responsabilità di cittadino, perché l'uomo della Volvo va in questura e come ci va spontaneamente, con quale umore e perché, tu al suo posto ci saresti andato col suo umore o no? E questa è la domanda che inizia di fatto a coinvolgere il lettore nel tema, ed è abbastanza importante perché, come dire, chiede allo studente, diciamo, di iniziare cioè lo scopo sarebbe, oltre a quello di far ragionare lo studente, anche proprio di iniziare a sentire il testo letterario come qualcosa che parla di qualcosa che riguarda anche il lettore, insomma. Dopodiché le altre domande vanno a puntare l'attenzione di nuovo su alcuni elementi lessicali, ma che sono importanti, perché riguardano appunto l'interrogatorio al quale viene posto l'uomo della Volvo. L'uomo della Volvo è un testimone spontaneo, è chiaramente capitato lì per caso, nessuno lo mette in dubbio, o meglio qualcuno poi lo metterà in dubbio, ma in maniera piuttosto stupida e pericolosa. E
Eppure viene trattato malissimo, viene trattato dal commissario in maniera, diciamo, come se fosse colpevole sostanzialmente, quando il commissario di fatto non ha nessun motivo per credere che lo sia. Appunto si richiede con la domanda come si comporta il commissario nei confronti dell'uomo della Volvo, considera in particolare aggettivi, avverbi e verbi che si riferiscono al commissario. Ha motivo di comportarsi così? No, non ha motivo ovviamente perché l'uomo della Volvo si è presentato spontaneamente. Se guardiamo il testo, appunto il commissario comincia l'interrogatorio duramente, ha un'aria incredula, e ha un'aria incredula nei confronti delle parole dell'uomo della Volvo. Di nuovo, l'uomo della Volvo ovviamente si trova quindi a doversi confrontare con le istituzioni provando ira e paura. Questo è importante perché, come dire, ci permette di iniziare a continuare a sviluppare l'aspetto tematico appunto del rapporto tra il cittadino e la giustizia. L'uomo onesto si è presentato in realtà contro voglia e appunto si trova di fatto incarcerato e raffrena ira e paura, che sono parole abbastanza, come dire, la paura è, come dire, già più termine, diciamo, normalmente usato, ira meno, anche e soprattutto nei nostri studenti. È importante che, come dire, si focalizzi l'attenzione su questa parola, perché è meno frequente di fatto, e però, come dire, ci dà proprio il peso della situazione in cui si trova l'uomo della Volvo di fatto. Bene, dopodiché si passa al secondo interrogatorio, quello col questore. E qui di nuovo, come ti pare il dialogo, il rapporto tra questore e uomo della Volvo, nel secondo interrogatorio, cosa pensa l'uomo della Volvo di come si svolge questo secondo interrogatorio. Anche qui l'interrogatorio viene fatto in maniera piuttosto brusca, anche qui un avverbio abbastanza indicativo. Quando col brigatiere entrò l'uomo della Volvo, il questore subito inizia sostanzialmente a pressarlo già con le domande. È interessante quello che pensa l'uomo della Volvo: stavano cercando di armargli una trappola, l'uomo dentro di sé li maledisse. Appunto, e qui continuiamo a vedere appunto lo svilupparsi di questo tema di come viene trattato un cittadino, insomma, inizia ad essere fortemente a non fidarsi più sostanzialmente delle istituzioni e è proprio, diciamo lì, teme, ha paura. Perché l'uomo della Volvo, 2 volte viene detto che l'uomo della Volvo urla di protesta, appunto, quindi ritorniamo sul tema, tra un cittadino che testimonia l'uomo della Volvo e gli inquirenti, il commissario e il questore, che rapporto si instaura. Vabbè, qui poi sta un po' a vedere un po' l'insegnante se vuole fare queste domande oppure no. Si può anche, questa magari, lasciarla da parte per momenti successivi. L'uomo della Volvo, secondo dopodiché, vabbè, l'ultimo episodio che ci fa capire, sempre in questo secondo passo, il procuratore, che in realtà dovrebbe dirigere le indagini, come sapete è un emerito cretino, incapace, e di fatto si convince che l'uomo della Volvo è colpevole, ma le motivazioni che porta sono assolutamente irrisorie. Dice di avere un'affezione per questo personaggio, cioè il modo in cui argomenta questa sua idea che l'uomo della Volvo possa essere colpevole è inesistente. Dice appunto: ho avuto da subito un'affezione per questo personaggio, causale per quanto si voglia. L'uomo della Volvo entrò nell'ufficio, questa è la ricostruzione assurda che fa il procuratore, nell'ufficio del capostazione, vide quel dipinto, se ne invaghì, a colpo di fulmine fece fuori i 2, se lo portò via, il quadro. Allora, anche qui ci interessa la domanda: l'uomo della Volvo secondo il procuratore è colpevole, quali motivazioni adduce? Non ci sono praticamente motivazioni, dice una sorta di affezione per questo personaggio, come se stesse parlando così di una storia inventata e non di un uomo reale,
Che ne pensano questore e colonnello dei carabinieri? Il procuratore dovrebbe dirigere le indagini, ti sembra in grado? Questore e colonnello sono assolutamente, si rendono conto dell'assurdità e appunto emerge appunto che questo procuratore non è assolutamente in grado di fare quello che dovrebbe fare. L'altra domanda, sempre su questo passo, in realtà cosa vuole fare? Ritorniamo diciamo agli indizi e al giallo. Immagina di essere il brigadiere che a questo punto del racconto deve scrivere un verbale a partire da quanto è stato scoperto. Stendi il testo svolgendo a partire da quanto sai un'ipotesi ricostruttiva dei fatti criminosi. In che rapporto sono gli omicidi? Che ruolo vi ha l'uomo della Volvo? Sostanzialmente qui proprio il lettore si trova, il nostro alunno o l'alunna si trova calato nel ruolo dell'ispettore. Questa è una domanda apertissima, nel senso che qui lui può fare una qualsiasi ipotesi diversa da quella che poi verrà fuori, e sarà interessante poi confrontarle nel corso della lettura. Ovviamente in questo punto viene fatta perché è un punto in cui appunto la cosa si complica, non c'è più solo un omicidio, sono più gli omicidi, abbiamo scoperto una serie di cose che prima non sapevamo. E veniamo al terzo passo. Vado un po' veloce perché sennò... Allora, il terzo passo appunto siamo ormai già, ho scelto non diciamo quello che verrebbe forse più spontaneo di guardare, cioè il momento in cui si scopre l'assassino. E cioè quando il brigadiere scopre che il commissario è l'assassino. In realtà forse il commissario, diciamo, l'ha fatto apposta, non lo sappiamo. Comunque si è fatto scoprire con un classico indizio da classico giallo, anche da più banale dei telefilm, in cui c'è appunto il colpevole che si tradisce e l'investigatore che se ne accorge. In realtà non ho scelto questo passo, ho preferito appunto proprio perché l'interesse nostro era poi volgere all'argomentazione, puntare sul tema del romanzo, perché così poi possiamo usarlo per l'argomentazione. Tema: la collaborazione cittadino-istituzioni e la responsabilità di cittadino. A questo punto ormai il brigadiere ha ucciso il commissario, il commissario ha capito che il brigadiere aveva capito che era lui il colpevole, cerca di ucciderlo ma rimane ucciso. Il brigadiere parla alla fine col questore, col colonnello dei carabinieri, col procuratore, e in realtà appunto loro devono poi decidere cosa dire. Decideranno di dire una bugia, cioè di non dire la verità, che il commissario è morto per un errore, è partito un colpo al brigadiere, quindi nessuno saprà mai che il commissario era colpevole. Quindi sostanzialmente dal punto di vista tematico ci troviamo in un punto che è molto importante e che serve anche, è altamente coinvolgente secondo me, perché chiaramente ci troviamo di fronte a un caso in cui quelle istituzioni che dovrebbero garantire la giustizia e la verità insabbiano tutto, il colpevole passerà per un fedele servitore dello Stato e invece il brigadiere, come dire, si trova in una situazione molto particolare. Se avete visto il testo, il brigadiere viene trattato come se fosse un colpevole, viene detto nel testo proprio, si trovava davanti ai tre come se fosse un imputato davanti alla corte d'assise. Quando i tre devono decidere cosa fare, lo fanno uscire proprio come se fosse un imputato, quando lui non è né imputato né colpevole. E tra l'altro aspetta fuori un parecchio tempo, e quindi di fatto è letteralmente come se fosse lui il colpevole quando non lo è. Rischia tra l'altro di finire colpevole perché di nuovo il procuratore col suo acume in realtà pensa che potrebbe essere lui il colpevole. Ovviamente per fortuna del brigadiere ci sono il questore e il colonnello che ritengono la cosa impossibile, quindi mettono la cosa a tacere. Queste domande hanno questo scopo qui, di far, diciamo, di mettere in rilievo come ci troviamo di fronte allo stravolgimento della giustizia, sia in termini, diciamo, generali, sia proprio sulla vita delle persone, perché il brigadiere di fatto finisce trattato come se fosse colpevole. Cosa decidono commissario, colonnello e procuratore alla fine del romanzo? Perché ovviamente per nascondere, per non far sapere che un uomo delle istituzioni era un delinquente, prenderesti la stessa decisione presa alla fine del romanzo dal colonnello, dal questore e dal procuratore in merito alla versione ufficiale? Come ti sembra la loro scelta? Questa domanda già di fatto serve al coinvolgimento. Si chiede all'alunno: ma tu qui cosa faresti? Cioè, di fronte a questo problema, faresti rispettare oppure no la giustizia? Lo faresti oppure no? Perché?
E di fatto si inizia già ad entrare all'interno di un testo che diventa argomentativo. In che situazione si trova il brigadiere, cosa rischia, come viene trattato al momento in cui colonnello, questore e procuratore discutono con lui e poi decidono, osserva cosa il narratore dice di lui e cosa dice il procuratore, rischia di trovarsi in una situazione simile a quella di un altro personaggio del romanzo, simile a quella dell'uomo della Volvo. Sono le cose che vi ho, diciamo, velocemente spiegato prima, questa è la domanda. E invece poi veniamo al punto fondamentale, l'argomentazione. A questo punto, appunto, qui stiamo di fatto ad un intreccio, proprio perché la tematica è così importante, ma anche così basilare di fatto, e semplice in un fatto, perché in qualche modo coinvolge un normale senso della giustizia. Ecco la domanda. Immagina che, uscito il brigadiere, il questore voglia che si dica la verità ai giornalisti. Se tu fossi lui, quali motivazioni addurresti per convincere gli altri due? Cosa gli risponderebbe il colonnello contrario alla sua proposta? Fai una tabella di 2 colonne, in una le argomentazioni del questore, nell'altra le argomentazioni del colonnello. E qui ovviamente poi si può scegliere di farlo anche diviso a gruppi magari, anche come se fosse una gara tra 2 parti della classe, oppure singolarmente. L'idea della tabella è per avvicinare, diciamo, è la fase prima di fatto poi della stesura del testo, trattandosi di un testo argomentativo di una certa complessità. Ovviamente meglio organizzare reperire gli argomenti prima, organizzarli in una maniera forse più semplice rispetto ad un testo lineare. In questo caso non chiedo il testo perché lo chiederò nell'esercizio dopo, quindi andiamo per gradi. Ritorniamo al tema, sempre in questo passo. Siamo proprio nell'ultimo capitolo, quello in cui in realtà il terzo passo prende il capitolo, quello in cui, diciamo, si decide di dire una bugia ai giornalisti, e l'ultimo capitolo in modo particolare, quando l'uomo della Volvo appunto si accorge che il prete, padre Cricco, era in realtà l'uomo della Volvo viene finalmente liberato, è tutto contento, se ne sta andando e in realtà incrocia padre Cricco, lì per lì non lo riconosce, e poi si accorge che era uno dei 2 che aveva visto in stazione, quindi è coinvolto nell'omicidio. Decide appunto di non fermarsi perché ha paura. Appunto la domanda chiede sostanzialmente: tu cosa faresti se fossi al posto dell'uomo della Volvo? E qui diciamo cosa faresti se fossi al posto della Volvo? Scusate, siamo qui già ad argomentare la numero 8. Vedete? Sì. La numero 8, tu cosa faresti al posto dell'uomo della Volvo? Immagina di essere sostanzialmente un suo amico a cui racconta quello che gli è successo, immagina di volerlo convincere a che vada a denunciare la cosa. Cosa gli diresti? Cosa ti direbbe lui? Di nuovo la tabella, a favore e contro sostanzialmente perché l'uomo della Volvo vuole andarsene, perché invece dovrebbe andare a denunciare la cosa. E poi in questo caso invece chiediamo proprio di scrivere il testo dopo aver steso la tabella. Cosa gli risponde? Scrivi un dialogo, ma prima fai una tabella di 2 colonne, in una le argomentazioni dell'amico, nell'altra le argomentazioni dell'uomo della Volvo. Le domande prima invece sono quelle preparatorie che in realtà servono a prestare attenzione. L'autore mette tra parentesi che i funerali del commissario saranno solenni funerali di Stato. Questa osservazione ci serve perché ci serve di nuovo per evidenziare quel tema appunto della giustizia e dell'inversione tra chi è colpevole che passa per innocente e viceversa. Ovviamente perché padre Cricco, quando incontra l'uomo della Volvo, gli sembra di conoscerlo perché l'ha già visto in stazione. E poi di nuovo ritorniamo ad alcune domande sul lessico, nel senso che l'uomo della Volvo, appunto, quando esce è tutto bello felice, però anche qui le parole sono abbastanza interessanti. L'uomo della Volvo è scarmigliato e angosciosamente ilare, con questa sorta di ossimoro angosciosamente ilare, ha una gioiosa furia, ride della contravvenzione che ha preso, tanto era contento, canta.
Dopodiché, ovviamente, quando ovviamente incontra Padre Chicco e si accorge di chi ha trovato, si incupisce, si angoscia e appunto finisce col dire non voglio finire in un guaio e più grosso ancora. Questi sono, diciamo, gli elementi lessicali sui quali chiediamo di concentrarsi per evidenziare appunto lo stato dell'uomo della Volvo, che ha a che fare evidentemente con come è stato trattato e appunto con la giustizia. Le domande mettono in evidenza questo e veniamo alle ultime domande, invece quelle più generali, appunto, che appunto motivano anche l'idea del modulo testo, cioè la possibilità di riflettere sul testo nella sua complessità. Sul testo nella sua complessità sostanzialmente si chiede di riflettere su tutte le figure del romanzo: brigadiere, commissario, colonnello dei carabinieri, questore, procuratore, professor Franzò e padre Cricco. Sono uomini delle istituzioni, chi si comporta bene, chi si comporta male e chi così e così. E viene fuori che di fatto gli unici a comportarsi bene sono uno, il brigadiere, che è il più alto, il più basso in grado, e il professor Franzò, che in realtà di fatto è in pensione e non ha nessun ruolo, mentre padre Cricco è un delinquente, il commissario è un delinquente, i più alti in grado, il colonnello e il questore e il procuratore, di fatto sono quelle figure intermedie che di fatto collaborano per obiettivi diversi, ma di fatto alla fine nascondono la verità, nascondono il crimine. Appunto le domande: quali di queste figure sono figure positive, quali quelle negative, quelle dal profilo intermedio, quali quelle che hanno incarichi più importanti di direzione. Siamo appunto sul senso generale dell'opera con queste domande e sono in realtà, avendo scelto un'opera intera ma un'opera breve, tutto sommato è abbastanza gestibile questa operazione. Secondo te, poi sempre sul senso del romanzo, secondo te il romanzo finisce bene o male, i colpevoli vengono riconosciuti, puniti, gli innocenti come vengono trattati? E questo di nuovo siamo sul senso generale delle domande. E con questo abbiamo, diciamo, finito. Adesso invece volevo solo un attimo velocemente andare sulle domande per la rilettura. Il primo capitolo, quello in cui abbiamo gli indizi, velocemente. Quali sono gli indizi? Allora, uno, il commissario in realtà quando appunto sente che a chiamare è stato Roccella, siccome il commissario di fatto sa che Roccella non c'è, nel villino di Roccella lavorano la droga e hanno messo un quadro rubato molto famoso, si spaventa, ok? Ma quando noi leggiamo la prima volta il testo non ce ne accorgiamo, il commissario dice non è possibile che sia Roccella a chiamare e dice il narratore: tornò dalla porta al tavolo del brigadiere, prese quel pezzo di carta, cioè dove il brigadiere ha preso gli appunti, lesse quasi credesse di trovarvi qualcosa di più. Questo è un indizio che pare, cioè che passa via, ma che in realtà se noi rileggiamo ci accorgiamo che il commissario non è vero che pare di averci trovato qualcosa, ha trovato qualcosa che lo fa molto preoccupare, perché ha scoperto che Roccella è tornato e deve aver scoperto che nel suo villino si tengono delle attività assolutamente non legali. Appunto poi nelle domande si chiede di riflettere come mai, sostanzialmente, perché torna indietro il commissario, crede di trovarvi qualcosa di più o realmente vi trova qualcosa di più, l'autore che sa come finirà la storia, perché inserisce questo passo di commento. In questo passo il racconto, poi in realtà è interessante perché questo, quando si descrive gli atti del commissario, gli atti vengono rallentati proprio, viene descritto istante per istante i movimenti che fa il commissario, e anche questo sembra una cosa che passa via, ma in realtà rileggendo ci rendiamo conto che è il lettore, cioè che è lo scrittore che si sta soffermando sul commissario, rallentando di fatto il tempo della storia, cioè facendo scorrere più lentamente il tempo della storia e facendo andare avanti il tempo del racconto. L'altro, velocemente, le altre domande. Uno, il brigadiere ha idea, crede che quello sia una mosseria. In realtà il commissario gli spiega che quello dentro, dall'esterno sembra una masseria, dall'interno sembra un villino, e in realtà uno non se ne accorge. Io ho riletto questo inizio del romanzo non so quante volte, non me ne ero mai accorto, ma in realtà questo è un indizio. Il commissario sa com'è dentro il villino perché c'è dentro, cioè, ci è andato spesso perché va a controllare le attività illegali che vi si svolgono, e quindi anche qui la domanda è più o meno simile a quella precedente. Di nuovo il commissario dice di essere sicuro che si tratti di uno scherzo e dice alla fine del romanzo, appunto, alla fine del capitolo,
che non vorrà, dice al brigadiere, di ritornare il giorno dopo a vedere se proprio vuole, che si tratterà di uno scherzo e che non lo cerchino assolutamente. E quindi e questo ovviamente, che all'inizio sembra una cosa senza senso, quando ritorniamo alla lettura diventa fondamentale, perché è di fatto quello che si chiama l'esordio. Cioè il commissario va di fatto ad uccidere, ed è l'inizio del romanzo giallo. Appunto, se vedete l'ultima domanda, perché il commissario... no, scusate, no, era questa qui, la 3. Il commissario dice di essere sicuro che si tratti di uno scherzo. Vedete qui l'ultima parte, questa qui. Qua, se il brigadiere, l'ultima parte della domanda numero 3, se il brigadiere fosse andato subito da Roccella, cosa sarebbe successo? Appunto, è la storia diversa, sostanzialmente è l'evento che modifica la storia, che di fatto non farebbe neanche nascere la storia. E poi, vabbè, l'ultimo indizio interessante, questo anche qui passa, leggendolo non ce ne rendiamo conto, quando il brigadiere e il commissario parlano, e il brigadiere dice: il signore Roccella mi ha detto che c'è qualcosa di grave, che ha qualcosa in casa, il commissario dice, fa una battuta e dice: un cadavere? All'inizio sembra semplicemente una normale battuta, trattandosi di un commissario è abituato ad avere a che fare con i cadaveri, ma in realtà, se noi lo leggiamo dopo aver letto il romanzo, in realtà questo cadavere ci dice qualcosa, questa battuta, un cadavere, ci dice, diciamo, dell'aspetto nero, l'aspetto malvagio del commissario, dell'aspetto colpevole. L'ultima domanda in realtà è una rilettura, richiede una rilettura, una riflessione sull'interrogatorio che abbiamo visto prima che fa il commissario dell'uomo della Volvo. Come abbiamo detto prima, è un interrogatorio molto duro. In realtà, se noi ci riflettiamo, adesso che sappiamo che il commissario è colpevole, capiamo anche perché l'interrogatorio era duro. Non era solo un uomo della giustizia che usa, diciamo, con un po' di arbitrio, diciamo così, la sua forza, ma è anche il tentativo di qualcuno che vuole nascondere, che ha l'opportunità di far passare di fatto per colpevole uno che non lo è, e quindi in un qualche modo di salvarsi. Bene, l'ultima, e queste erano le domande di rilettura, perché l'ultima? Perché il commissario tratta male l'uomo della Volvo durante il primo interrogatorio. E poi arriviamo, sto facendo una corsa, ma insomma così arriviamo giusti e finiamo così, ci sono le domande. E l'ultima sezione sostanzialmente riguarda appunto il passaggio di codice. Allora, il film inizia in maniera diversa. Il film inizia, che erano i primi minuti che avevo messo tra i materiali, avevo consigliato di guardare, inizia col professor Franzò che sta in traghetto andando in Sicilia sostanzialmente, e c'è anche l'uomo della Volvo. Questo assolutamente non c'è nel romanzo e volendo, secondo me, si potrebbe anche completamente saltare la visione di questo passo anche con i ragazzi, nel senso che è un po'... anche per quello che dice, sembra un po' un'aggiunta per, come dire, riprendere una tematica sulla Sicilia, quella che Sciascia chiamava la sicilitudine, che in realtà ai ragazzi non interessa, secondo me, e neanche per la lettura che ne vogliamo fare. Nel senso che vengono riprese delle tematiche, delle riflessioni di Sciascia sull'essere siciliano, sulla sicilitudine, che ai ragazzi non interessa e neanche noi. Invece la sequenza successiva prevede appunto l'arrivo dell'uomo della Volvo nel paese. Passa in macchina e vede questi fuochi, che sono i fuochi fatti durante la festa. Allora, qui invece ci soffermiamo perché, come dire, ci sono due aspetti. Uno, proprio nel romanzo, è il narratore che spiega all'inizio che si tratta, diciamo, nella festa del San Giuseppe, insomma, del falegname, che si bruciano i mobili vecchi. Così. Ora, a parte dal punto di vista enciclopedico, che bisognerebbe essere sicuri che i nostri studenti abbiano un po' un'idea di che significato ha il falò delle cose vecchie, eccetera, ma questo, insomma, si risolve presto, anche se non, insomma... Ma al di là di questo è interessante, uno, il fatto che appunto il film, ovviamente, per mostrare questa cosa, non avendo il narratore, deve metterlo in scena. E appunto la prima cosa che chiediamo è appunto: film e romanzo iniziano alla stessa maniera, secondo te sono più efficaci e interessanti l'incipit del romanzo o le scene iniziali del film?
Io appunto per scena iniziale del film in realtà consiglierei di saltare quella scena del traghetto, perché come vi ho detto non è come scena iniziale del film, intendo proprio quando lui arriva con la macchina e vede i fuochi. Come mai secondo te il film mostra i roghi della festa che non sono al centro della narrazione del romanzo? Qui ci sono due domande, due risposte. Una, quella più immediata, perché non c'è il narratore e quindi bisogna farle vedere. Ma d'altra parte è interessante perché dal punto di vista visivo è effettivamente efficace la scelta, nel senso che dà un'impressione, l'uomo della Volvo è disorientato, si trova di fronte a degli atti che sono violenti, non sa che cosa sono, come dire, si trova effettivamente spaesato. E questo è di fatto un'anticipazione di come si troverà l'uomo della Volvo e anche un'anticipazione, come dire, della storia di violenza, di omicidi che ci saranno nel romanzo. Quindi la scelta, come dire, dal punto di vista filmico, proprio visivo, è secondo me efficace, nel senso che, come dire, anticipa tutto ciò che ci sarà. E quindi, come dire, sfrutta il fatto che non ci sia un narratore, ma lo utilizza anche in maniera molto, come dire, efficace dal punto di vista delle immagini. Poi c'è un altro nella scena anzi facciamo prima quelle più facili, la numero 5, il villino. Come vi ho detto è un indizio che abbiamo detto prima, è interessante perché il film, come dire, riproduce esattamente il villino come viene descritto e quindi è interessante che gli studenti vengano invitati a riflettere su questa cosa. Il villino del film assomiglia alla descrizione che se ne dà nel libro. E invece la numero 4 osserva la scena del dialogo tra brigadiere e commissario dopo la telefonata. Nel romanzo sostanzialmente il commissario torna indietro, prende dalla porta, prende in mano il blocchetto degli appunti ed ecco il punto sul quale ci siamo soffermati prima. Il film invece lo fa tornare indietro dopo, cioè lo fa tornare indietro quando proprio sta per uscire dalla stanza, dopo aver già preso il blocco, dopo avergli detto che probabilmente è uno scherzo, lo fa tornare indietro e gli fa dire una cosa che nel romanzo propriamente non c'è, gli fa ripetere sostanzialmente il commissario il fatto che il brigadiere non debba andare. Quindi in realtà il film accentua, come dire, dà più importanza, vuole accentuare il fatto che il commissario gli dica di non andare. In realtà quindi, come dire, sottolinea una cosa che nel romanzo viene lasciata più sfumata, della quale ci si accorge, mentre nel film si ha l'impressione proprio che il commissario, come dire, l'anticipazione di quello che l'indizio è più marcato. L'ultima domanda, scegli un'immagine dalle sequenze iniziali del film che metteresti nella copertina del libro, motiva la scelta. È una cosa che fanno spesso quando si ripubblica il romanzo dopo il film e quindi è interessante perché ho messo le scene iniziali, che sarebbe interessante vedere se poi scelgono oppure no, che so, l'immagine dei fuochi a questo punto, visto le domande che abbiamo fatto. Bene, io ho finito, ho fatto tutto. Se ci sono domande?